Rieccoci, primo Sider Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, diretta sulla pagina Facebook, lo ripeto sempre ogni volta che rientro la pubblicità, ci autopubblicizziamo ovviamente, puntata divisa in due parti, nella prima abbiamo il presidente della Confcommercio Veneto, il presidente dell'Ascom Padova Patrizio Bertini, nella seconda avremo Vincenzo Gottardo, vicepresidente della provincia di Padova, che ci racconterà gli eventi che organizzano. Allora abbiamo visto questo servizio di Alice Bragantini che ci racconta, ha riassunto un attimino le cose più importanti. Contento della manovra di questo governo? C'è qualcosa da recriminare, qualcosa che non le piace? Allora, è una manovra fatta in emergenza e come tutte le cose in emergenza devono poi essere strutturate in qualche modo. Diciamo che come primo impatto devo dire che l'emergenza è andata dove c'era una criticità, le bollette. È una grande spesa fatta sulle bollette, che mi sembra 21 miliardi messi nelle bollette, sono quelle che oggi sia le famiglie ma anche le imprese hanno sofferto da giugno adesso e quindi hanno messo in seria difficoltà tantissime imprese e tantissime sono ancora in difficoltà per le bollette, quindi penso che a un governo che ha pochi mesi di vita, che ha preso in mano, diciamo, un bilancio all'ultimo minuto, aver trovato questi soldi senza aver fatto nessun sforamento di bilancio e tutto, mi sembra che sia una cosa fatta abbastanza bene, insomma. Qual è la cosa che più interessa il suo settore, il Confcommercio, e ovviamente al di là dell'energia, che è quella ormai predominante per i costi che ci sono, qual è la cosa che avrebbe voluto che il governo lo mettesse sul piano, oppure se l'ha messo, qual è quella che le è piaciuta di più, insomma? Guardi, adesso devo dire che la nostra prima preoccupazione è nel calo dei consumi. Noi dobbiamo essere attenti, quindi tutto quello che ha fatto il governo, mettendo 2 lire diciamo, in tasca anche col cuneo fiscale ai lavoratori, per noi è un benefit, perché se calano i consumi il Paese si blocca, non cammina più e quindi dobbiamo assolutamente tenere alto questo tipo di sistema che noi è radicato, perché noi siamo un Paese di piccole e medie imprese. E gli occupati nelle piccole e medie imprese sono la stragrande maggioranza, è il numero più importante. Quindi io ritengo che quello che è stato fatto adesso sia qualcosa di estremamente importante per questo, diciamo che siamo moderatamente anche soddisfatti da questa manovra, perché dà un primo input, prima di tutto lasciando 2 lire in tasca alle imprese e quindi impedire che tante imprese chiudano, perché chiudono le imprese, perché tutto il margine è stato mangiato dalle bollette, questo penso che sia, e dopo anche alle famiglie, perché anche le famiglie che si trovano i mutui sono cresciuti in maniera importante, quasi, non dico raddoppiate la cifra del mutuo, ma quasi. Il costo delle materie prime è aumentato in maniera vertiginosa. Se un governo non fa subito da calmiere a questa situazione, il pericolo è di. Dobbiamo essere molto attenti. Quindi è contento di quello che ha fatto il governo? Diciamo che moderatamente si può sempre migliorare, farà qualche altro aggiustamento, perché, insomma, però insomma, non posso assolutamente criticare il governo in questo momento qua, perché sta facendo le cose di emergenza, perché siamo su un momento di grande emergenza. Come diceva lei, veniamo da 2 anni e mezzo di pandemia che ancora non è finita, perché ci sono ancora, purtroppo questo virus continua a girare, e abbiamo una guerra a 2 ore di aereo da qui e quindi è una cosa drammatica e abbiamo sempre comunque un'incertezza nel domani. Noi abbiamo bisogno di certezze, abbiamo bisogno di programmare, siamo imprenditori, dobbiamo avere la visione di dove dobbiamo portare la nostra impresa e in questo momento lavorare in questa maniera non è il massimo. È cambiato che il mondo rispetto a una volta, fare i progetti, i programmi a lunga gettata la vedo un po' impegnativa. Non esiste più. Oggi cambia. Lei ha visto che così nelle ultime novità delle varie fiere che ci sono hanno inventato il robot, spariranno anche dei camerieri, di badante, quindi succede tutto, che parleremo non più con una persona umana, parleremo con delle... Si parla di metaverso, quindi esatto, quindi ha capito, una delle cose che mi fa arrabbiare, una volta lei andava con la banca, entrava nella banca, sono Patrizio Bertini, ho questo, mi dai 1.000
1000 lire, la banca guardava Bertini negli occhi, si fidava e glieli dava, oppure chiamava l'Enel perché non funzionava e rispondeva qualcuno. Oggi è tutto Oggi automatico tutto e diverso. diventa, e così ognuno si salva la propria pelle. Detto questo, che era un inciso che mi fa arrabbiare, ma tanto non cambia nulla, i negozi però chiudono indipendentemente da questo. Io credo che, ne abbiamo già parlato diverse volte con lei, Patrizio Bertini, io credo che la chiusura dei negozi non sia stato tanto dall'aumento dei, hanno inciso ovviamente, ma chiudevano già prima perché è arrivato l'e-commerce. L'e-commerce ha rovinato il commercio nel mondo, non dico in Italia, nel mondo. Nelle manovre non c'è però qualcosa che penalizzi anche questo e-commerce, mi sembra. Adesso io non l'ho letta. No, a me sembra che ci sia qualcosa perché ho sentito che una Ecco, allora, tassazione ad Amazon, e quindi Amazon, quindi vuol dire ai grandi gruppi di sì, che devono tassare. pagare. L'ho sentita, Sì, non so sì, se ma poi, io l'ho sentita, però io non dicevo, so se in maniera esponenziale, cioè in maniera sì. importante come le attività, io l'ho letta un po', non mi sembra che sia Non so di grande se... spessore. Non l'ho letto tutto il passaggio perché ovviamente c'erano molti punti per prepararmi per la trasmissione, però mi sembra di aver letto che sì, tasseranno Sembra di sì, che hanno parlato di tassazione. Sì, però Dopo d'altronde da qualche parte devono tirare su i soldini. I tagli vanno bene, per carità di Dio, però certo. dopo un governo ha bisogno... Ecco, io credo sia ogni modo l'e-commerce che sia la vera bestia nera per il commercio. Credo che, parer mio, molti negozi chiuderanno proprio per questo motivo. In effetti a Padova, io passo, vivo la città, vivo benissimo e vedo che i negozi sì, ci sono, però ormai comincio sempre a vedere più alimentari, più chi fa panini, patatine, primi, pasta asciutte e tant'altro, e vedo un po' sempre meno negozi. Allora andiamo a vedere questa grafica delle imprese padovane, che tra l'altro questa grafica ci è stata data dalla Camera di Commercio, lei la conosce quindi ce la può spiegare lei. Eccola qui, la biografia delle imprese padovane: 106.880 imprese totali dal 30 settembre 2022, meno 1,8 rispetto al trimestre precedente, meno 1% rispetto allo scorso anno. Settori in maggior calo sono le costruzioni, meno 5,1, e il commercio, meno 2,1. Unico settore in positivo sono i servizi, come le dicevo prima. Settori più rappresentati, i servizi, ovviamente quando le cose vanno bene ovviamente aumentano, il commercio e le costruzioni ovviamente sono le sedi di imprese. La fotografia, tutto sommato, sembrerebbe non allarmante, però la percezione è allarmante. Sbaglio, Patrizio Bertini, dire questo oppure... No, ma è una percezione che anche noi stiamo analizzando molto profondamente, però giustamente non è allarmante, perché è quasi un calo fisiologico, una cosa che ci aspettavamo, perché dopo il Covid e tante magari imprese che erano già arrivate al dunque hanno smesso l'attività e quindi sono chiuse. Oggi diciamo che i servizi però hanno aumentato le attività aperte dai giovani e anche è aumentata dell'1% quella dell'imprenditoria femminile, è aumentata. Quindi, come diceva lei, oggi programmare le cose diventa sempre più difficile. Abbiamo tante start-up che sono in via di sviluppo, che stanno partendo, che stanno provando a inserirsi con nuove tecniche, con nuove innovazioni nel mercato. Quindi è una situazione un po' anomala, diciamo, e dopo 2 anni di Covid e una guerra, insomma, ci si può aspettare anche un calo così. Mentre lei in video, stiamo vedendo le piazze di Padova, ecco qui colgo l'occasione, questa è piazza, sì, dietro il Palazzo della Ragione, insomma, verso Piazza delle Erbe. Piazza delle Erbe una volta era la piazza che era ricca di bancherelle, oggi quasi metà sono state disperse perché non lo fanno più, perché è cambiato ovviamente la filosofia, e le varie persone che abitano nei quartieri vanno nel supermercato del quartiere, non vanno più in centro, insomma molte attività, anche quelle che erano la storia di Padova città, si sono un po' persi sotto questo punto di vista e difficilmente si potranno recuperare. Sì, ma però insomma diciamo che questa è l'evoluzione del commercio, della vita, quindi le cose cambiano, certi mestieri
come ricordiamo sono spariti Adesso completamente. abbiamo, scusi, i bar, abbiamo visto poc'anzi, guardate che poi tra l'altro c'è anche abbiamo molti bar sempre strapieni nelle piazze nostre, Piazza delle Erbe, della Frutta, Piazza dei Signori, ormai lì le bancherelle sono sparite, hanno dato spazio a questi bar senza finalmente quelle coperture oscene che avevano, almeno adesso sono gli ombrelloni, questo fa vedere la bellezza anche dei palazzi della città di Padova. Beh, Padova, dobbiamo dire anche la verità, è aumentata tantissimo dal punto di vista del turismo, quindi è una città che quest'ultimo anno, nonostante tutta la situazione che si è creata, però il turismo, abbiamo avuto 2 milioni di turisti a Padova. E questo è un dato importantissimo, quindi avere una città che accoglie e che sa ospitare anche il turista è qualcosa di importante, ma questo lo vediamo in tutte le città d'Europa, che dove ci sono i bar, dove ci sono gli ambienti dove accolgono le persone per un aperitivo, così, quindi io non è che mi spavento perché vediamo una città che si trasforma in bar, poi ricordiamoci che Padova è una città studentesca, abbiamo un'università importante, 70.000 studenti, ci ricordiamo durante il lockdown quando non c'erano gli studenti, era una città vecchia. Fantasma. No, vecchia. Ecco, vecchia. E quindi almeno qui la vivacità dei studenti dell'università portano a avere una città di questo tipo qua, quindi secondo me è un passaggio che merita di essere invece messo più attenzione a questi cambiamenti per capire cosa si dovrà fare nei prossimi anni. Poi per rispondere alla domanda sua dell'e-commerce, l'e-commerce è quello che ha rovinato? No, e lo dico io, non è l'e-commerce. Quello che ha rovinato il mercato sono i grandi gruppi, la concorrenza sleale dell'e-commerce, perché tante piccole attività ormai si sono messe anche loro a fare l'e-commerce, perché vuol dire quasi un e-commerce, è quasi un delivery. Ti porto a casa io il prodotto, non ti preoccupare, me lo paghi, ok, e te lo porto a casa. Quindi è una funzione diversa, sta cambiando anche questo, perché vediamo che insomma bisogna essere sempre al passo per dare il servizio al cliente, e il servizio al cliente si dà anche in questa maniera, mettendo a suo agio il cliente. Però i grandi gruppi sono quelli che hanno messo a terra tutti i negozi. Però se ragiona così va bene che uno può fare, però muore la vita della città, muore la vita dei quartieri, muore la vita, cioè diventano posti deserti se non c'è la possibilità di andare nei negozi ad acquistare ovviamente le varie cose che uno Sì, va a ma quello non morirà mai, perché il negozio non morirà mai, ha un suo fascino andare a comprare nel negozio, però c'è una fascia di persone che magari non arrivano a questo e quindi tu gli devi dare un servizio. Per questo noi stiamo curando anche questo aspetto qua, perché ricordiamoci che c'è un 15% della popolazione che magari acquista online e l'acquisto online va curato, e quindi il piccolo negozio deve curare quell'acquisto online per non lasciarlo in mano alla grande distribuzione, perché dà un servizio diverso. Sì, però la grande distribuzione ha un altro impatto. Grande distribuzione nel senso dell'e-commerce. Ho capito, certo, però nell'e-commerce, capito, io posso aprire un negozio virtuale o vivo, però sono Giorgio Borile e prima di arrivare da me arrivano a Amazon, arrivano a molte altre piattaforme che hanno ovviamente più forza economica della mia, e anche lì il fatturato diventa davvero rosicchiato. Io credo che la valorizzazione credo sia un compito della Confcommercio, dell'ASCO, dei negozi, sia valorizzare i negozi stessi, trovando un sistema, trovando degli eventi che possono contribuire a rendere vivibile una città sotto l'aspetto della presenza umana, quindi vuol dire anche meno pericolo e sicuramente c'è più sicurezza, e dall'altra anche più guadagno da certi sicuramente commercianti, che oggi non so il polso quale, sono contenti o no i commercianti a Padova? Beh, insomma, no, sono moderatamente contenti, anche perché, come dicevo prima, il turismo ha dato veramente quella scossa che altrimenti sarebbe stato dura superarlo. Però solo per chiudere il discorso dell'e-commerce, se uno viene a Padova e viene nella mia pasticceria e vuole acquistare 2 panettoni, per dire, però abita... Si è fatto la pubblicità alla grande adesso, Ah, non ho detto il nome. Ha detto la mia pasticceria,
Due non ho panettoni, detto ma sono dove. buoni i panettoni che fa lei poi? Insomma, sì, mi dicono di Se ne sì. metteva uno qui l'avrei accettato, me lo Ah, mangiavo va di modo. bene, Invece non l'ha la portato. prossima volta. No, sempre la prossima volta, lei, sempre la prossima volta. E quindi Detto no, roba- che vuole magari è in città, deve girare in città e tutto, io gli faccio il delivery, gli porto a casa il panettone, anche se abita a Treviso, se abita a Verona, quindi è una grande comunità l'online. E quindi dopo magari qualcuno può acquistare il prodotto perché gli è piaciuto e lo Vabbè, acquista. insomma, lei la vede così. Io la vedo, ho fatto anche un libro assieme a un amico su questo aspetto Certo, qua. lo sa Quindi... cosa le devo dire? Poi concludo con invece altri due temi molto importanti. Lei è diventato più buono. Non so se l'Ascoli di quella volta prenderebbe oggi quel Bertin di oggi. Una volta era più batteria, oggi proprio si era assererato, tranquillo, cioè proprio non la vedo guerriero come l'ho conosciuto, no. Allora mi conosce male. Oggi, ho detto oggi. Oggi, beh, va bene, ho ma detto non ho oggi. motivo oggi di essere No, ma battagliero. quando parlava che veniva qui nella mia televisione avevo Beh, molto, insomma, lì c'erano motivi seri invece da oggi, combattere. oggi li abbiamo... Oggi diciamo che mi sento, insomma, prima Non di è che la tutto... carica diventa poi, No, sa, quando prende la carica, assolutamente lei no. lo sa che i grandi sindacalisti una volta, poi si è diventati dei grandi, io avevo un amico che era sindacalista nell'azienda ospedaliera, poi è diventato dirigente del personale, il capo numero uno, e voglio dire, c'è questo passaggio, nella politica abbiamo avuto i grandi sindacalisti che poi sono andati al governo e anche qualcuno ultimamente era stato tra i diciamo favoriti per diventare Presidente della Repubblica e quindi non è il mio caso. Non è il suo caso, vabbè, deve vederla oggi, ho avuto, no, va bene, ma... ho avuto una bella impressione di un Bertin tranquillo. Beh, mi ha chiesto di raccontare un po' la mia vita, Ma questo mi ha parte, emozionato, quindi mi sono sentito quasi a casa. I politici hanno anche questo Anche questo aspetto qua, devo cambiare allora. Sono bravissimo, sto scherzando ovviamente. Senta invece Patrizio Bertin, ritorno un attimo indietro nel ragionamento, quando veniva a trovarmi che si arrabbiava davvero e chiedeva aiuto quando c'era il periodo del Covid. Covid che non è passato, pensavamo tutti durerà un anno, durerà 2 anni, abbiamo capito che durerà una vita, ormai fa parte del sistema, però mi sembra ci siano già delle precauzioni abbastanza consolidate di affrontarlo con una certa tranquillità, ma con il rispetto dovuto. Cosa le è rimasto di quel periodo lì? Beh, mi è rimasto un bruttissimo ricordo, perché mi ricordo... Lei l'ha preso il Covid? Sì. Abbiamo preso una un po' volta, tutti, no? una volta, Io 2, però 4 vaccini. 4 vaccini, 2 volte, 2 volte. L'anti-influenzale, faccio tutto quello che serve per Certo. allontanare i pericoli. Però infatti è per quello che forse è cambiato, vedi? forse è stato il vaccino. Sono stati i vaccini. I vaccini, va bene. Se si sentono, allora, se possiamo... si ascoltano i Novax si danno anche una medaglia dopo questo. Allora possiamo raccomandarli a tutti. Io dico che del Covid ricordo dei momenti tristissimi, nei momenti specialmente per i bambini, per i giovani che erano chiusi in casa, che non potevi, e che abbiamo dei sistemi ormai tecnologici per cui su WhatsApp facevi le videochiamate così, però non è la stessa cosa, ti sentivi impotente, e questa è stata la cosa che mi ha messo veramente a dura prova, l'impotenza di reazione, di reagire contro qualcosa che non conoscevamo, qualcosa che non sapevamo dove e quando finiva, e quindi è stato un momento buio e brutto per tutti, penso, ma soprattutto anch'io l'ho vissuto così, anche se avevo la possibilità di muovermi, perché nonostante tutto noi eravamo sempre presenti in associazione, perché avevamo dei temi e dei problemi da risolvere per le nostre imprese. È stato superato del tutto ormai questa vicenda Covid, ovviamente ripetendo, non ripeto quello che ho detto prima, sapendo che l'avremo ormai per tutta la vita, insomma. Sì, ormai adesso viene vista come un'influenza, quindi non c'è più la preoccupazione come prima, anche perché abbiamo visto che il governo ha messo i 4 giorni, mi sembra 5 giorni, 5. Che non serve neanche più dopo fare il tampone, passati i 5 giorni, certo. Perché vuol dire che ha perso la sua forza, quindi adesso un futuro più tranquillo. Non spaventa più. L'altro invece, poi devo chiudere, l'altra tematica che le chiedo è questa. Allora, ha dato colpa alla guerra sugli aumenti, sulla mancanza di materiale, sugli aumenti ovviamente del gas, della corrente, della benzina, però ricordiamo bene gli aumenti erano antecedenti. Esatto. Secondo lei è una manovra
di qualcuno più forte, sicuramente di qualcuno più importante di noi, e la guerra ha inciso veramente poco sugli aumenti che tutte le cose hanno avuto, oppure è stata una speculazione vera e propria dove hanno voluto guadagnare quello che ci avevano dato tutto prima? Cioè, semplifico. Prima hanno detto al mondo, ci hanno detto tutti noi, una volta si ricorda suo papà, mio papà, per prendere una casa aveva i soldi liquidi in tasca, oppure se li faceva prestare dallo zio, dal fratello o chi per esso. Oggi ti fanno comprare tutto e te li prestano, ti danno i soldi a tutti. Ecco, non è che hanno dato soldi a tutti e adesso hanno detto, beh, rientriamoli un po' da tutto quello che abbiamo dato nella vita. Sto facendo un ragionamento che magari non è vero, però è il mio pensiero. No, il mio pensiero è che questa è partita molto prima della guerra. È una guerra di potere, è un insieme di cose. Io ho fatto questa fotografia qui, secondo me, che non è che hanno fatto per prendere, c'era in atto una speculazione, dovevano mettere a nudo un paese. Ma chi doveva mettere? Insomma, vediamo i due poli, insomma, no? L'America doveva mettere un po' più a nudo la Russia e quindi sono partiti per, prima di tutto, devono vendere il gas americano e quindi vediamo i rigassificatori, vediamo tutta una serie di cose e dopo la Russia secondo me ha fatto il gravissimo errore di andare a invadere l'Ucraina e lì è scoppiato tutto e lì si è innescato la speculazione, quella vera e propria, quella che stiamo soffrendo noi, perché prima era una guerra politica di potere, adesso c'è la guerra politica ma anche la guerra speculativa, è in atto questa guerra speculativa e tutti hanno fatto magazzino per non mettere in circolazione il prodotto, quindi c'era mancanza di prodotto, aumentavano in maniera impressionante il prodotto, adesso si trovano su un settore completamente diverso, hanno i magazzini pieni, okay? Ci sono i magazzini pieni, parlo anche una cosa banale, il pellet, no? Pellet 12-15 euro al sacchetto adesso, mi dicevano che è arrivato a queste cifre qua. Sì, però in Slovenia sono pieni di legna e di pellet, quindi hanno fatto tutti perché aumenta. È una speculazione in atto che hanno messo in serio pericolo le famiglie, in serio pericolo le imprese, perché hanno dovuto aumentare, anche se hanno contenuto gli aumenti le imprese. Hanno dovuto aumentare il prodotto, l'inflazione che cammina in maniera esponenziale, quindi è un effetto che sta producendo qualcosa di negativo. Io penso che nel 2023 tutti danno un anno di incertezza, di paura, così. Io penso che nel 2023 si appietirà tutto e ritorneremo non ai livelli di prima, ma comunque livelli accettabili. Ho detto che è cambiato Bertini, ha visto, ha concluso la trasmissione proprio, ha cambiato Bertini, cioè capito, siamo arrivati che un anno si fidi, direttore, un anno fa nel chiudere la trasmissione andava via arrabbiatissimo, non vedo la luce in fondo al tunnel, vedo un futuro nero via. Oggi è cambiato, c'è poco da fare. Senta, l'ultima domanda che le faccio, cosa farà da grande? Da grande farò il mio lavoro, adesso faccio il nonno e l'imprenditore e farò il nonno imprenditore e mi occuperò di associazionismo, che è una cosa che mi piace e mi appassiona. Grazie Patrizio per essere stato con noi, in bocca al lupo per le sue attività e anche ovviamente sia per la Confcommercio sia per l'Ascom del Veneto e di Padova. Noi andiamo in pubblicità, invece quando rientreremo avremo il vicepresidente della provincia di Padova, Vincenzo Gottardo, che ci racconterà tutto quello che succede in provincia per via degli eventi. A tra poco.